Domenica di Pasqua, ci troviamo ancora a Barcellona Pozzo di Gotto, siamo precisamente nel quartiere Oredo e incontriamo due carissimi amici, Giuseppe Santamaria e Anna Lanza, il gruppo Atmosfera Blu. E qui siede a casa, ma intanto vediamo che spunta una processione caratteristica perché oggi è Pasqua e se fino a ieri abbiamo portato in giro il Cristo, la Passione di Cristo, oggi si parla di rinascita, giusto Giuseppe? Assolutamente sì, è una tradizione che fortunatamente anche grazie alle condizioni meteo possiamo rinnovare e siamo felicissimi. Tu sei benvenuto e allora segui con attenzione tutto, eh? Ecco, abbiamo visto poco fa l'inchino tra la Madonna e il Cristo in questa piccola chiesa che rappresenta la porta est di Barcellona, Pozzo di Gotto, questo quartiere, giusto Anna? Sì, 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 è un'usanza davvero di annale, si può dire. Da tanti anni, purtroppo a causa del Covid non è stata possibile per qualche anno, però quest'anno fortunatamente speriamo che il tempo regga, si è di nuovo potuto ripetere questa Tanta tradizione gente, e c'è tanta molta gente Molta partecipazione e devota. questo è importante, credo sia un bel messaggio. Intanto io vedo spuntare la processione, quindi regaliamo ai nostri telespettatori questo momento perché vediamo il Cristo risorto seguito dalla madre, no? Dalla Madonna. È molto emozionante anche questo scorcio di Barcellona. Io mi avvicino un attimo per far vedere benissimo Vai, e vai, poi vai. vi raggiungo ancora. Grazie, ti aspettiamo. Evviva la Gran Signora Maria! È sempre viva! E sempre viva Maria, quante emozioni riportare in strada qui a Oredo questa processione. Bella emozione, una tradizione che si tramanda sempre in anno e anno, speriamo che continua e siamo qua. Io vedo che l'emozione vi ruba proprio l'attimo e vi lascio proseguire. Intanto io saluto i miei ospiti, Anna e Giuseppe, cara Anna e caro Giuseppe, veramente stiamo facendo vivere delle emozioni bellissime ai nostri telespettatori, quindi voi siete stati in giro per tutto il mondo, siete rientrati anche per questa processione, quindi vi rivedremo in altre occasioni, sempre in giro per il mondo, nelle piazze della nostra bellissima Sicilia, giusto? Vienici a trovare, mi raccomando, segui anche le nostre ultime novità, raccontale al tuo pubblico e viva l'Italia, perché noi siamo amici e amanti della nostra bella Italia. Il buona Pasqua la voglio anche da Anna. Buona Pasqua a tutti e speriamo che vada sempre tutto per il verso giusto. Pace e E serenità, pace e quella serenità. che è la cosa Buona più importante. Pasqua. Ciao Ragazzi, anche a te. io vedo se ci regalano un po' di musica anche gli amici della banda. Ciao! Ciao. Tantissima gente, tanta partecipazione ed ecco la banda.